I cantieri sull'autostrada A19 Palermo-Catania verranno chiusi entro il 2026. Lo dice il presidente della regione Renato Schifani, mentre il ministro Salvini, ospite da Bruno Vespa, continuando a parlare di ponte sullo stretto, ricorda anche i lavori stradali proprio in Sicilia. Salvini dimentica però di riferire sul tratto della 640 Agrigento-Caltanissetta in territorio della provincia nissena, dove transitare è una vera via crucis. Una semplice dimenticanza oppure la dimostrazione che il ministro è all'oscuro di come vanno le cose da quelle parti, dove tra l'altro è stato installato un autovelox, come dire una vergogna in più, una vergogna nella vergogna, insomma, che si aggiunge alla precaria situazione. La presenza degli autovelox, viene ribadito dai vari pulpiti, dovrebbe servire a scoraggiare l'alta velocità. Ma quale deterrente può rappresentare un autovelox collocato lungo un percorso che presenta difficoltà di ogni genere, anche di orientamento per gli automobilisti? Perciò sarebbe una buona cosa rimuovere la postazione, perché è palese che la sua presenza serve esclusivamente a rimpinguare le casse. Intanto l'augurio è che si possa finalmente percorrere la strada senza più percorsi alternativi e interminabili incolonnamenti. Dopo 12 anni di lavori, la Via degli Scrittori rischia di cambiare nome ed essere ribattezzata. Immaginiamo come.